Venetour, cioè slow tour in Veneto, in viaggio per una regione ad alto tasso storico-artistico, dove regna l'armonia tra agricoltura e architettura. Per raccontare i luoghi, i paesaggi, io ho bisogno della complicità di una turista straniera in Italia, sai, di quelle che gli piace tutto, innamorate dell'Italia, le famose turiste wow. Si chiama Xi'an, viene dalle Bahamas ed è una studiosa del Rinascimento italiano. Pare che sia una di quelle romantiche anglosassoni che girano con i loro acquerelli. Hello? Oh. Xi'an? Scusa, ciao. Ciao, Xi'an. Sì, Sì, posso chiamarti Xi? sì, come tu preferisci. Oh, hai visto dove siamo? Villa Angarano Bianchi Michiel, una delle più importanti ville del Palladio, patrimonio UNESCO dal 1996, incastonata nel magnifico paesaggio tra il fiume Brenta e il Monte Grappa. Do you know Palladio? Sì, un grande architetto. Un grande architetto, certo. Che progetta questa villa nel 1548, anche se poi la facciata è stata successivamente rimaneggiata. It seems like a Renaissance. Posto rinascimentale, forme classiche, statue mitologiche. Le piacciono anche gli alberi di limoni The symmetry is perfect. e la simmetria perfetta. Yes. Sì. Ah, beh, sono soddisfazioni, eh. L'ho fatta studiare ed è bravissima, ha detto delle cose perfette, giustissime. Comunque, la parte originale palladiana della villa è quella agricola. Ecco, vedi, sì, questo portico è proprio del Palladio, assieme ai granai, alla parte agricola. Scrive il Palladio nei suoi 4 libri sull'architettura. È questo luogo celebre per i preziosi vini che vi si fanno e per i frutti che vi vengono e molto di più per la cortesia del padrone. Ecco. Adesso la padrona è Giovanna, Sì. che è una delle 5 sorelle Bianchi Michiel. Sì. E non solo avete conservato la villa nel suo splendore architettonico e storico, ma avete un'azienda agricola vera. Sì. È nata come villa fattoria ed è una villa fattoria ancora. Tra l'altro voi siete un'antica famiglia veneziana. Sì. Quindi qua a livello filologico è tutto coerente. I veneziani, che a un certo punto nel Cinquecento hanno visto che i commerci non andavano poi così bene, e allora hanno detto: ma noi abbiamo un retroterra importante dove stare bene, ville bellissime, e anche dove produrre, guadagnarci. Ma il fatto di vivere in questa bellezza ti porta a fare qualcosa di speciale. Siamo nate qui con la consapevolezza che viviamo in un posto meraviglioso. Possiamo dire che oltre che essere proprietari ci sentiamo custodi di questo bene. Ma a proposito di Palladio e di luoghi significativi da preservare e visitare, non lontano c'è un'altra tappa storico-ingegneristica. Sì, ti ho portato in un luogo molto importante, Ok. molto simbolico, quello là che è il Ponte di Bassano. Ok. Allora calcola che questo ponte l'hanno costruito nel 1209 in legno. Patrizia, che cos'è quello? No, quella niente, è roba moderna. Tu comincia a fare un bel disegno del Ponte di Bassano che merita assolutamente, perché Sì. ripeto, il primo ponte era di legno e poi però dopo 200 anni i Visconti hanno cercato di farlo in pietra, però il Brenta, che è il fiume che scorre qua sotto, ha fatto una piena e l'ha tirato giù. Finalmente nel 1567 danno l'incarico al Palladio di progettare il nuovo Ponte di Bassano. Ma sì, il Ponte di Bassano è altamente simbolico. Innanzitutto rappresenta questa zona, la zona del Monte Grappa, poi rappresenta la storia, gli alpini, la Prima Guerra Mondiale, tutta una serie di tradizioni. Sì. Sì? Dov'è? Sì, dove eri finita? Hai fatto l'acquerello del ponte? Ponte no, faccio questo capolavoro. Ma capolavoro, ma il capolavoro, il monumento storico è il Ponte di Bassano. Ma lui è bellissimo. Sì, ma questa non è acqua, questa è Cos'è? grappa. Non è grappa. Sì, è grappa, ma non hai fatto un acquerello, hai fatto un grapparello, E d'altra parte è normale, perché vedi, alla base del ponte ci sono delle famosissime distillerie.
Si può andare in gondola qui? No, in gondola, tesoro, no. La gondola è solo a Venezia. Ah, No. Vabbè che il vero nome di Palladio era Andrea della Gondola, ma solo una turista poteva immaginare di andare in gondola sul Brenta. Vabbè, vediamo se rinsavisce alla prossima tappa. Abbiamo fatto via Palladio. Siamo a Vicenza. Palladio, grande architetto e molto efficace. Poca spesa e tanta resa. Era bravissimo, costava poco perché riciclava anche la polvere di marmo per fare delle belle colonne e poi soprattutto, guarda là, era fastoso, faceva fare una gran figura ai nobili di allora. Ah beh, l'ultima opera che ha fatto, poco prima di morire, è stato il Teatro Olimpico. Il Palladio aveva questo ideale di classicità. Lui sul comodino aveva 2 libri. Uno era il De Architettura di Vitruvio, sì. l'architetto romano I secolo a.C. E l'altro libro invece era di Leon Battista Alberti, 1400. Sì. Pensa, lui studiava su quei testi lì. E guarda, praticamente qui lui ha ricostruito perfettamente un teatro romano. Sì. Solo che i teatri romani erano all'aperto e lui ha fatto il primo teatro classico al chiuso, con la loggia corinzia lassù e praticamente la cavea semiellittica, do you know semiellittico, che è proprio qua dove noi siamo seduti. E poi naturalmente c'è il proscenio. Cosa mi dici della scenografia? Sì, Scamozzi. Ah, beh, ma hai studiato, ma ne sai. C'è il trompe-l'œil, an illusion of dimensionality. Certo, perché tra l'altro allora, lo Scamozzi, che era anche uno scenografo, ha fatto le scenografie in legno per l'inaugurazione. Sì, Erano così belle molto bello. che le hanno tenute fino adesso. Secondo te questo palcoscenico quanto è profondo? Forse 30 o 40 metri? No, è solo 12 metri. No. Sì, è tutto un gioco prospettico, Sì. geniale. Guarda, se rimani qua, te lo faccio vedere. Sci è una turista artista acquerellista che è venuta in Italia a studiare il paesaggio. Io le ho dato un passaggio, ma lei non ha molto coraggio. Patrizio, Oh. Patrizio, Cosa c'è? voglio scendere. Come vuoi scendere? No, perché Ma sì. questa moto non va in montagne. Come non vai in montagna, Elettrone? Vai in montagna, ma dai! No, ma è bella questa parte. Io voglio fare un quaderno. Ciao, ci vediamo. Non te la prendere. Dai, Elettrone, su, perché tu invece riesci ad andare in montagna. O no? Vabbè. Certo che ci riesce Elettrone e mi porta fino alla cima della collina. Questo è un luogo unico al mondo perché dal 2019 è diventato patrimonio dell'umanità. Bello è bello, lo vedo, ma per essere patrimonio bisogna che abbia qualcosa in più della bellezza. Siamo diventati patrimonio dell'umanità ed è la prima volta che succede per un sito UNESCO grazie a quello che viene definito un paesaggio culturale, ossia quell'insieme di caratteristiche che ne fanno diventare appunto un elemento unico. Bosco e vigne. Qui non c'è monocultura intensiva, non ci sono solo vigneti a perdita d'occhio. E quindi diciamo la biodiversità è preservata. La biodiversità è preservata ed è fondamentale. Ma mi colpiscono anche i terrazzamenti e mi sembrano un po' spettinati. Come vedi c'è soltanto erba, vengono definiti ciglioni inerbiti naturalmente, quindi non abbiamo terrazzamenti. Questo a cosa serve? Serve ad evitare ad esempio l'erosione del suolo, ad evitare problemi di carattere idrogeologico, per cui facciamo anche una funzione sociale proprio perché queste sono zone abitate. Quando tu vai in giro per l'Italia vedi posti molto belli, ma le azioni dell'uomo spesso sono bruttissime. Passi per una serie di capannoni, di cose. Qui invece l'uomo è stato bravo.
Mamma è stato bravo perché questa è proprio l'interazione tra quello che ha fatto il viticoltore da centinaia di anni e quello che fa la natura chiaramente, per cui diciamo che c'è un po' un mutuo soccorso tra natura e uomo in un equilibrio che noi dobbiamo cercare chiaramente di preservare. Adesso però noi ripartiamo in moto. Posso toccarlo? Assolutamente. Questo Ti è è permesso. un agricoltore patrimonio UNESCO. Assolutamente, sì. Sei protetto dall'UNESCO, santificato dall'UNESCO. Cullato dall'UNESCO. Ma cosa vuol dire coltivare nel patrimonio UNESCO? Secondo la nostra azienda, secondo la nostra famiglia, salvaguardare il territorio, fare un prodotto di un certo tipo e soprattutto pensare al futuro e pensare che questi vigneti dove siamo circondati danno oggi, domani e anche ai nostri figli. Ancora una volta, far convivere agricoltura e natura. Allora, qui carta canta, Dimmi. perché la zona del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOC CG Assolutamente. è 18.000 ettari, ma solo 7.000-7.500 sono coltivate a vigna. E soprattutto c'è uno sfruttamento intelligente delle caratteristiche naturali del territorio. Devi pensare che al nord è il bosco. Il bosco che grazie poi alle prealpi ma alle Dolomiti ci difende dai venti freddi invernali. E poi grazie a essere lambiti dei venti caldi, miti della laguna, perché noi la laguna la vediamo quasi, e crea questo microclima, crea questo terroir meraviglioso che dal 1776 per la precisione ci dà la possibilità di coltivare il vitigno Glera, detto Prosecco, nelle nostre colline. E l'esperto di biodiversità è l'altro fratello, Alberto. Noi non tagliamo mai l'erba sotto i 15 cm perché se si taglia sotto l'erba a 15 cm si ammazzano tutti i funghi, batteri eccetera, quindi si distrugge tutta la biodiversità e sopra ci sono sempre i fiori perché gli impollinatori sono fondamentali su questo pianeta. Poi fate il famoso sovescio. Esatto, facciamo il famoso sovescio, a fine vendemmia a ottobre andiamo a muovere un po' la terra, a fresarla, così si dice, si seminano dei fiori, marzo-aprile diventano alti più o meno come me, danno il cibo alle api e poi una volta rullato diventa concime naturale per il terreno. La biodiversità aumenta anno per anno e se si aumenta la biodiversità a terra, la pianta diventa sempre più forte e questo è poi il concetto. E per rendere la loro terra sempre più amica della biodiversità, i fratelli allevano galline che concimano, allevano api impollinatrici che a tempo perso fanno anche un miele naturale. Con me, tu e il tuo fratello siete artigiani di natura. Non può mancare neanche l'orto sinergico. È un orto veramente dove non si fa nessun tipo di trattamento chimico, è tutto naturale. Sono molto ospitali nei confronti degli insetti, a cui hanno dedicato uno stagno e un bagotel. E servono come casette per gli insetti, li andremo poi a mettere tutto attorno al vigneto. E sono ospitali anche nei confronti di eventuali turisti e visitatori, con i totem esplicativi con tanto di QR code. Questa è un'azienda familiare, che più familiare non si può, perché chi si occupa dell'accoglienza dei turisti che passano di qua, eccolo qua, Sandro, Ecco. cugino. Abbiamo notato che il turista vuole sempre di più sposare al vino o trovare abbinamenti al vino con il cibo. Territorio e agricoltura, uomo e natura, che sia questo il grande cerchio della vite? Venetour, Slow Tour in Veneto, a scoprire la biodiversità di una regione che è monumenti, storia, cultura, ma soprattutto natura, in compagnia di Sci, una turista straniera che dipinge le proprie emozioni con i colori dei suoi acquerelli. È meravigliosa, è anche un po' freddo, ma stupenda per dipingere. La forza dei linguaggi. Sci interpreta tutto secondo il suo linguaggio pittorico. Mentre lei dipinge, io ho appuntamento con Michele D'Apozzo, direttore del Parco regionale delle Dolomiti, a cui è affidata la bellezza di questi paesaggi.
tutto il paese vive di questa bellezza, perché di fatto il nostro patrimonio è silvopastorale, fondamentale per quello, ma adesso è la sua bellezza quella che conta, e non conta solo per noi, conta per tutto il mondo. Siamo patrimonio dell'UNESCO, non a caso, insomma. E quindi il nostro ruolo, anche come gestori del parco, è proprio quello di mantenere questa bellezza anche da un punto di vista naturalistico, quindi un'attenzione alla biodiversità, alla resilienza degli ecosistemi. Ma questo ecosistema, per difendersi, ha degli anticorpi che vengono dalla sua storia, le famose regole ampezzane, un regime giuridico vecchio di 1000 anni, secondo cui una buona parte dei boschi e dei pascoli attorno a Cortina, circa 16.000 ettari, sono proprietà indivisa della comunità. Le regole sono una forma di aggregazione che le famiglie dei primi insediatori hanno escogitato per sopravvivere in questo territorio di montagna che, per quanto bello, era duro e impegnativo. Ogni singola famiglia da sola non avrebbe potuto sopravvivere, e hanno trovato il modo di sfruttare soprattutto i pascoli, perché questi erano la loro fonte di sostentamento principale, e i boschi in secondo luogo per la legna, per il legname da costruzione. Veniamo allora alle regole delle regole. Come funziona esattamente? Proprietà indivisa di chi? Proprietà inalienabile, e questo è un altro concetto fondamentale. Non è possibile venderlo questo terreno, non è un terreno privato qualunque, anche se non è pubblico. Quindi uno scudo contro la speculazione. È proprietà indivisa delle antiche famiglie originarie, è una comunità che comunque in Cortina conta almeno 3.000 persone, cioè non sono 4 gatti privati. 3.000 su 5.000. Ogni famiglia, ogni consorte sente questo patrimonio come suo. Il fatto di sentirlo proprio è fondamentale, crea un legame indissolubile. A questo punto scendiamo qualche chilometro verso Pieve di Cadore, sotto al Sorapis, dove incontriamo Giorgio e Davide. Abbiamo catturato 2 rari esemplari di regolieri. Secondo le regole, ogni capofamiglia, tuttora, ha diritto a utilizzare i pascoli e a 7 metri steri di legnatico, cioè circa 6 metri cubi di legna del bosco, più 1 metro per ogni componente della famiglia. È una cifra a caso? No. A cosa corrisponde? No, è una cifra che con 7 metri steri, una volta c'erano tutte le cucine economiche a legna, e nelle famose stube riscaldavano un unico locale. Con i 7 metri uno riusciva a farsi per tutto l'anno il mangiare nella cucina e tenersi una certa caloria in una stanza. Quindi è una logica strettamente legata ai fabbisogni. Certo, assolutamente. Certo. Cercavano di far sì che le risorse che venivano dal bosco, dai pascoli, bastassero per tutti. No? Qui siamo davanti a una stalla che le regole hanno deciso di rimettere in produzione. Questa stalla è delle regole, cioè non è di qualcuno in particolare. No, è delle regole. Delle regole, cioè della comunità. È stata fatta ad hoc perché a Cortina è arrivato molto turismo. Per grazia di Dio, no? E appunto certi valori, certe tradizioni hanno cominciato a venire meno, e i regolieri hanno detto no, dobbiamo continuare ad avere almeno un presidio per quel che riguarda l'agricoltura, e è nato questo progetto di questa azienda agricola che dovrebbe portare avanti le nostre tradizioni agricole. Tradizioni non è solo per il gusto della tradizione, sono, diciamo, le basi per la sopravvivenza di questo territorio. Quindi è la vera ricchezza di Cortina. È importantissimo per la cura dell'ambiente e del territorio, perché il territorio, se dovesse essere tenuto pulito, falciato, eccetera, al costo, non ce la farebbe più nessun comune. Poi il nostro obiettivo è coinvolgere dei giovani, che qualcuno dice ma i giovani non vogliono, invece non è vero. Io vedo nei 18 anni, 20 anni, vedo un interesse e la speranza grande di renderla appetibile anche economicamente, che qualcuno si faccia avanti per ripristinare queste tradizioni che sono millenarie, no?
Abbiamo qua davanti Sorapis, giusto? Sì. Sì. La montagna per voi cosa vuol dire? Scusa la domanda stupida, ma La montagna è un modo proprio di viverla, la montagna. Io ad esempio se vado in pianura dove non vedo più una fine, già inizio a... La montagna ha le sue difficoltà, ha i suoi problemi. Ma Io in tutta la mia vita ho resistito al mare 3 giorni. Beh, tu hai detto una domanda tra virgolette stupida. Per me è una domanda incredibile, come dire parlami dell'anima, parlami di Dio, è una cosa inspiegabile, è un amore infinito.